Ma direi che le procedure sono in ordine, abbiamo fatto il punto grazie a questa convocazione del prefetto. Mi pare che la macchina operativa è pronta, adeguata qualora dovessero verificarsi condizioni di questo genere. Mai più un'estate come quella del 2022. Il ricordo del Carso che brucia è ancora vivo nella mente di tutti, ma la macchina d'emergenza antincendi è pronta. Riunione in prefettura questa mattina per fare il punto della situazione sull'estate che stiamo attraversando. Anche se scontiamo un 30% in più di precipitazione, quindi è chiaro che tutti quanti auspichiamo di non doverci aspettare quello che è accaduto nel 2022. I lavori peraltro anche sia di trattamento che di realizzazione di alcuni muri attorno a quella che è la linea ferroviaria, che era uno dei punti più critici rispetto alle precedenti esperienze, sono in corso di realizzazione, quindi mi pare di poter dire che la macchina è a punto e intanto contribuiremo a quella che è la situazione critica che riguarda il Sud Italia, in particolare per la Sardegna, dove la nostra colonna mobile di protezione civile partirà per la missione del 1° luglio. In chiave preventiva la Protezione Civile sta lavorando anche sulle strade d'accesso alle aree ferroviarie. Sì, c'è un grande tema legato alle piste forestali e col Corpo Forestale stiamo ragionando anche con i colleghi anche dell'agricoltura, stiamo ragionando su questo perché c'è un tema di vegetazione ma c'è un tema anche di accesso più facile, quindi è naturalmente un lavoro pluriennale ancora in corso di approfondimento, quindi vedremo gli esiti di questo sforzo che stiamo facendo in termini di progettualità.